Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Contro il caro energia, l'amministrazione di Udine decide di spegnere le luci nei parchi durante la notte. Ad annunciarlo il sindaco Fontanini, visti i rincari del 150% che hanno riguardato lo stesso comune. Dal governo è previsto che arriveranno a sostegno solamente 20.000 euro, dopo l'ultima decisione di ieri sera da parte del governo Draghi. Sentiamo il primo servizio della giornata. Questa è una prima misura che prendiamo, anche perché il contenimento delle spese e del consumo, soprattutto dell'energia elettrica, è un dovere che tutti dobbiamo prendere, contenere questi consumi. Anche perché purtroppo gli aumenti sono molto alti, stiamo parlando nel nostro caso di un aumento addirittura al 150%, e allora abbiamo deciso di chiudere i parchi, l'illuminazione dei parchi durante la notte, anche perché è probabilmente una spesa che si può contenere in questo momento. Altre misure stiamo prendendo per quanto riguarda il riscaldamento negli edifici, quindi gli uffici si chiuderà il venerdì a mezzogiorno il riscaldamento per riaprirlo poi la domenica sera per avere i locali caldi. Il lunedì. Non tocchiamo invece le scuole, continuerà la situazione come attuale, anche perché nelle scuole è necessario che si cambi l'aria, quindi purtroppo uno spreco di riscaldamento c'è in questi locali, ma siamo in pandemia, quindi dobbiamo ancora adottare quelle misure che ci permettono di fronteggiare questa situazione. Avete quantificato quanto potrebbe arrivarvi dal governo? Ma dal governo la cifra che è stata stanziata probabilmente non arriveranno tanti soldi, io penso sui 20-30 mila euro, che chiaramente coprono una decima parte, forse anche meno, di quanto andiamo a sostenere. Ed è critica nei confronti del governo anche l'associazione Consumatori Attivi, che non prevede particolari sgravi per famiglie e imprese. L'intervista alla presidente Barbara Puschiasis. Il taglio degli oneri di sistema e la riduzione delle accise al 5% anche per il secondo trimestre 2022 non porteranno a una riduzione sensibile delle fatture che stanno arrivando a casa dei consumatori. Tantissimi, anche nella nostra regione, sono i cittadini che purtroppo si trovano in una situazione di fragilità economica, che non riescono a far fronte al pagamento della bolletta e che non riescono neanche ad accedere al bonus energia e gas, proprio perché non riescono a rispettare quei requisiti troppo bassi imposti dalla legge. Quindi chiediamo a gran voce che si provveda con un intervento che vada a bloccare i prezzi dell'energia e del gas nel brevissimo periodo, perché la situazione sta diventando insostenibile. Apprezziamo gli interventi volti a convertire il sistema in una produzione interna su fonti rinnovabili, aumentando anche gli stoccaggi, e apprezziamo anche la misura sul credito d'imposta per le imprese energivore e gasivore, volto a contenere il prezzo dei beni di consumo e dei servizi. Riteniamo però purtroppo che siano misure timide e che non riusciranno a portare a una riduzione sensibile dei prezzi anche della spesa. E ora passiamo alla tragedia avvenuta giovedì sera sull'autostrada 4, nel quale hanno perso la vita 3 persone. Lignano piange la scomparsa di Roberto Cartini, titolare di una rosticceria a Pineta, e di Britta Culpe e Giovanni Dascoli, che fino a pochi anni fa gestivano un negozio di souvenir e antiquariato a Sabbiadoro. Gli esercenti della zona sono ancora increduli, sentiamo nelle interviste. Mauro Vidotto, lei conosceva Roberto Cartini? Noi siamo vicini di attività, lo conoscevamo, noi siamo 22 anni che siamo qua, quindi lo conoscevamo, dico, abbastanza bene. E ci mancherà tanto, e nel corso degli anni piano piano si è formata una specie di famiglia qui nella borgata, quindi al di là del lavoro e tutto quanto va via una bella parte affettiva. Simone Cherottini, qual è lo stato d'animo? Molta disperazione, non possiamo dire assolutamente nulla, perché queste cose purtroppo il destino a volte ti racconta brutte situazioni, è successo e non possiamo dire niente, siamo molto
rammaricati, tutti avviliti, perché comunque è una persona molto conosciuta. Qua comunque lui tiene aperto sempre da Pasqua fino a fine di ottobre, quindi comunque qua è un quartiere che siamo tutti una famiglia, ci conosciamo e dispiace veramente tanto. Renato Sebastiani, se lei conosceva le due vittime? Sì, ma brave persone, insomma, sì. Lui era della Bassa, cioè di Napoli, e lei era tedesca, sì. Ho saputo stamattina che è venuta qua una persona, mi ha detto che è successo questo incidente, e dopo anche gli altri hanno parlato, insomma, ecco. Sì, siamo rimasti un po' sbalorditi. Voltiamo pagina, parte da lunedì il servizio mensa a Gorizia, atteso in università da oltre 10 anni, non mancano le perplessità però tra i ragazzi. Partirà lunedì il nuovo servizio mensa a Gorizia, dopo oltre 10 anni di attesa. Il servizio, con un potenziale bacino di 1700 studenti, si troverà nel polo di Via Alviano e permetterà di prenotare il pranzo e mangiarlo per asporto o direttamente in loco. Un percorso che punta a mettere insieme i diversi servizi degli atenei di Udine e Trieste. Andiamo a dare un servizio a 1700 studenti delle università di Trieste e di Udine che hanno sede a Gorizia. È un servizio sicuramente atteso che Ardis ha voluto mettere a disposizione e che dipende ovviamente da quanto gli studenti saranno capaci di usufruire di questo servizio. Da parte degli studenti però non mancano le perplessità. Può essere utile, però l'avrei accompagnato al rinnovamento dell'abbonamento dell'accordo con la Wiener House. Sì, penso che lo utilizzerò. E questa sera al Teatro Giovanni da Udine, a partire dalle ore 20:45, lo scienziato e imprenditore Mauro Ferrari presenterà il suo primo libro Infinitamente piccolo, infinitamente grande. Il fil rouge del libro è la volontà di servire le persone in sofferenza. Il ricavato del volume sarà devoluto in beneficenza e a decidere quale sarà l'opera da costruire sarà lo stesso pubblico invitato a teatro. Sentiamo. Il tema, il fil rouge del libro, fondamentalmente, a parte il concetto di cosa volete che ne sappia io della vita, del significato della vita, io ho scoperto nella mia esistenza, senza voler dire niente a nessuno, poi ognuno si sceglie la sua, non ho niente da insegnare, e ho scoperto che l'unica cosa che dà un senso di soddisfazione, che dà un senso di significato, di profondità nella nostra esistenza è di metterci al servizio di chi soffre e cercare di fare il più possibile per dare una mano. È molto difficile naturalmente in ogni sua cosa perché sono sconfitte dopo sconfitte dopo sconfitte e io trovo che l'energia che viene dai propri dolori personali sia veramente inesauribile. Tutti, se ci saranno dei proventi da questo libro, verranno messi in beneficenza e creeremo una struttura che permetterà di fare questo. E la parte fondamentale di questo meccanismo di beneficenza è che non decido io su cosa fare beneficenza e chiederò al pubblico, sia del libro che dei vari eventi che ci accompagneranno al libro, cosa interessa, di presentarci delle proposte su cosa fare, che può essere un settore medico, ma il settore dell'impegno sociale. È stata tra i 30 orchestrali al Festival di Sanremo. L'udinese Giulia Carlutti racconta la sua esperienza a 2 passi da Amadeus e dice: persona professionale educatissima, mi sarebbe piaciuto avesse vinto la nostra Elisa. Sentiamola. Giulia Carlutti, 36 anni, friulana doc, è appena rientrata da Sanremo dopo l'esperienza appunto con l'orchestra dove ha suonato il flauto traverso che ha tra le mani. Che ricordi ti porti a casa? Sicuramente la presenza del pubblico è stata fondamentale, ha creato un'atmosfera bellissima e c'era tanto bisogno di festa, ecco, e questo sicuramente è una delle sensazioni più importanti che porto a casa da questo evento. Chi è che ha dato più soddisfazione all'orchestra? Chi è stato più riconoscente? Sicuramente
quelli che fanno parte della vecchia guardia, tra cui Iva Zanicchi, sì, lo stesso Morandi, però anche Emma e la Michelin sono state molto molto riconoscenti. E per chi è affezionato al festival, almeno una volta riuscire a vederlo dal vivo rende sicuramente di più l'idea dello spettacolo che è molto più entusiasmante sicuramente, lo schermo è sempre un filtro. Cosa ti fai sentire? Da La Carmen, l'intermezzo, un piccolissimo estratto. E da queste note andiamo a due grandi artisti, Dante Alighieri e Giotto da Bondone, che hanno cambiato la storia d'Italia, messi a confronto da un grande critico, Vittorio Sgarbi, lo show ieri sera a Cividale. Critico e storico d'arte, curatore di grandi mostre, saggista, politico, opinionista, nonché instancabile difensore della cultura. Parliamo di Vittorio Sgarbi, protagonista all'Auditorium Adelaide Ristori di Cividale di Dante, Giotto e l'amore. 2 giorni di spettacolo che la Corvino Produzioni sta portando in tournée per il circuito ente regionale teatrale, con musiche dal vivo composte ed eseguite da Valentino Corvino al violino, violaudo ed elettronica. Oramai abituati di un circuito con il quale dal 2015 ha condotto in regione lezioni dal vivo su Raffaello, Leonardo, Caravaggio e Michelangelo, a dimostrare come artisti antecedenti il nostro secolo abbiano fortemente inciso sul modo di percepire il quotidiano in cui siamo immersi. Con questa ulteriore indagine, la quinta della serie, il filosofo di Ferrara traccia un cambiamento di rotta rispetto al passato, ponendo al centro d'attenzione un raddoppio di protagonisti, la figura di Dante Alighieri in relazione paritetica al coevo Giotto di Bondone, entrambi eminenti testimoni di una nuova raffigurazione culturale. Alla luce di una brillante carriera scandita da cultura, titoli, referenze, incarichi e prestigiosi riconoscimenti, con questa nuova performance Vittorio trae spunto dai 700 anni dalla morte del sommo poeta per celebrare a suo modo Dante, intessendo inediti fili conduttori in uno scambio con Giotto. Lo dico perché sia chiaro che Dante è in una dimensione diversa. Dante è un grande realista che racconta il mondo. La seconda edizione di Meet Young sarà più mitteleuropea, sono 148 da 20 paesi, le candidature arrivate a Cividale del Friuli per la call internazionale del Festival per Artisti ed Ensemble Under 30 che dal 12 al 15 maggio porterà sul palcoscenico artisti, compagnie e collettivi sotto i 30 anni. Delle 148 domande 70 provengono dall'Italia, le altre 78 dall'estero, 20 paesi dei 27 ammissibili. Abbiamo consolidato il numero delle proposte ricevute, ma con più equilibrio tra prosa, musica e danza e con ottima risposta dalla sezione anche multidisciplinare circo, novità dell'edizione 2022, dice il direttore artistico Giacomo Pedini. L'aumento delle candidature dall'estero è il segnale che Meet Young inizia a diventare un riferimento per la gioventù artistica europea grazie alle numerose collaborazioni. Questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro un buon pranzo, ci vediamo questa sera alle 19, grazie, arrivederci.